Crollano una parte del tetto e del cornicione di un edificio, momenti di paura in pieno centro a Bassano del Grappa, 4 turisti feriti. 37enne mantovano uccide a coltellate il padre durante la lite e poi scappa braccato per tutta la notte e si consegna in mattinata al posto di polizia dell'ospedale di Verona. L'accoltellamento dell'amico, la ferita, il sangue, parla dal suo letto d'ospedale il 24enne moldava, la cui festa d'addio al celibato finita sabato sera in tragedia. Ci hanno aggrediti senza motivo, dice. Quando ci chiamano siamo pronti a firmare, così il presidente del Veneto Luca Zaia, che attende con trepidazione di vedere realizzata l'autonomia del Veneto. Ottobre, il mese cruciale. Incendio in uno spogliatoio dell'albergo, notte di paura per 153 ospiti di un hotel di Abano Terme, fatti evacuare dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'allarme spaccato è sempre più alto a Padova con il 30° colpo in 2 mesi, questa volta a essere colpito è direttamente il presidente dell'Ascom cittadina. Torna la Champions League, torna anche il grande calcio in prima serata su Antenna 3 con qui Studio a voi stadio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali si apre con un'ampia pagina di cronaca a partire dai momenti di panico vissuti poco dopo l'ora di pranzo a Bassano del Grappa, in centro per il crollo di una porzione di un tetto di un edificio. Il bilancio è di 4 turisti feriti. Ero qui, ho visto una nuvola nera cadere, c'erano dei turisti poco più in là e una macchina che stava sopraggiungendo e basta. Poi abbiamo capito che era dal tetto e che scendevano i calcinacci e poi abbiamo visto subito il signore ferito per terra e penso una signora che si toccava la testa e abbiamo chiamato subito i soccorsi. Sono 4 le persone rimaste ferite poco dopo le 13 in via Matteotti. Si tratta di turisti, tutti di nazionalità austriaca, che proprio in quel momento passeggiavano per il centro. A colpirli questa montagna di calcinacci precipitati da un'altezza di oltre 8 metri. Nessuna avvisaglia, un crollo improvviso. All'improvviso, serenamente, ma all'improvviso non abbiamo capito da dove. Abbiamo sentito il boato e poi chiaramente siamo usciti un po' tutti. Immediata la chiamata al 118 e ai vigili del fuoco, giunti in pochi minuti per mettere in sicurezza l'area e scongiurare la possibilità di ulteriori crolli. Sul posto anche gli agenti del commissariato, guidati dalla dirigente Elena Peruffo, e i vigili del comandante Ruaro, oltre agli uomini dell'ufficio tecnico comunale. 4, come detto, le persone ferite, 2 in maniera lieve, altre 2 in modo molto più grave, tutte condotte all'ospedale San Bassiano e tutte appartenenti ad una comitiva di 30 turisti austriaci, fermatisi in zona per guardare una storica vetrina dedicata allo stoccafisso. Stavamo camminando e seguivamo la guida che ci stava spiegando alcune cose quando la parte alta del tetto è precipitata e 4 di noi sono rimasti feriti, 2 in modo serio e altri 2 in modo più leggero. Sono ancora scioccato. Cosa abbia provocato il crollo, oltre all'evidente anzianità della struttura, spetterà ora ai vigili del fuoco stabilirlo. Quel che è certo è che se invece di accadere oggi, durante la pausa pranzo di un giorno feriale, fosse accaduto in un giorno di mercato o peggio ancora il prossimo fine settimana durante la fiera, il bilancio sarebbe stato decisamente più tragico. E ancora la cronaca con un bambino di 4 anni che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato dal terrazzino di un'abitazione a Mestre. Il piccolo ha fatto un volo di circa 4 metri, i sanitari del SUE 118, una volta stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Successivamente il piccolo è stato accompagnato nel reparto di pediatria a Padova, dove si trova tuttora. La prognosi è riservata. La polizia ha eseguito un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'episodio e secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un fatto accidentale. Ed ora la terribile vicenda del 37enne che ha ucciso, massacrato il padre durante una furiosa lite ieri sera, è caduto a Mantova, poi la fuga disperata e folle durante la notte, una fuga che si è conclusa stamane a Verona. Quel giovane uomo sconvolto da una notte passata a scappare, nella testa le immagini del sangue versato e poi gli agenti di polizia che lo bloccano. Una mattinata surreale per chi si trovava nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Borgo Trento di Verona. Nicola Vignali, 37enne omicida in fuga, aveva appena terminato la sua corsa iniziata 50 km prima a Mantova, dove ieri sera si era scagliato come una furia sul padre Paolo, 62enne imprenditore,
colpita prima con un coltello da cucina e poi con una statuetta in testa. Colpi a raffica, un massacro, sotto gli occhi della moglie e dei suoceri, terrorizzati. L'orrore in piazza Virgiliana poco dopo le 22. Le urla, il messaggio terribile alla polizia: stanno ammazzando qualcuno, correte. Una lite a innescare la violenza terribile. Nicola Vignali era tornato da qualche giorno a Mantova dal Brasile, dove è sposato con una brasiliana e ha 2 figli. Il padre Paolo invece era titolare di un'impresa edile. In passato, secondo quanto reso noto dalla polizia, ha sofferto di problemi a livello psichico, tanto da essere stato in cura al CPS, Centri Psicosociali. Dopo l'omicidio il 37enne prende la Smart e scappa, mentre i poliziotti trovano nell'appartamento il 62enne riverso a terra in un lago di sangue, il resto della famiglia pietrificato dal terrore. L'omicida gira di notte nella zona del lago di Garda in stato confusionale, braccato dalle forze dell'ordine, finché questa mattina si è presentato al pronto soccorso di Borgo Trento. La polizia era allertata in tutta l'area vicino a Mantova. Gli agenti del posto di polizia lo hanno identificato e hanno subito chiamato la squadra mobile. Corsa finita e manette ai polsi. E adesso dalla Marca con il massacro, la tragedia di Fontane di Villorba, l'accoltellamento dell'amico, la ferita, il sangue. Parla dal suo letto d'ospedale al Cafoncello di Treviso il 24enne moldavo la cui festa di Dio al celibato appunto è finita in tragedia sabato sera. Dovevo continuare la mia festa per ancora 2 o 3 ore, poi dopo andavamo a casa ognuno, a casa sua, ma è finito così. Parla dal letto di ospedale Ion Bagrin, il 24enne moldavo che sabato sera a Fontane con gli amici festeggiava il suo addio al celibato, finito nel sangue con la morte dell'amico Igor Oyobanu e con il ferimento suo, un fendente alla spalla, ed un altro 18enne rimasto fino a ieri tra la vita e la morte. La grigliata a Breda di Piave, poi il ritorno verso casa sua a Fontane Chiesa Vecchia. Il fratello e 2 amici che vanno a prendere un vestito da donna per continuare gli scherzi al futuro sposo. Non tornano e nella chat dei ragazzi invitati alla serata compare un messaggio. Serve aiuto perché ci stanno seguendo. E noi abbiamo chiesto chi, non ha più risposto. Siamo andati, li abbiamo trovati e tornando verso le nostre macchine dove abbiamo lasciato tutto, i ragazzi, quelli che abitano al primo piano, sono scesi giù e hanno preso a botte quelli che erano davanti. Io ho visto che hanno coltellato il ragazzo che mi dispiace per lui. E ho preso il ragazzo, quello che l'ha coltellato, l'ho girato giù per terra e dalle spalle ho sentito anch'io una coltellata che dopo cominciava a farmi male e ho sentito il sangue. Mio compare mi ha girato e mi ha detto corri perché hanno il coltello in mano e ho corso 30 metri e sono caduto giù. Dopo era un ragazzo che mi parlava per tenermi sveglio. Poi l'ambulanza e la corsa all'ospedale. Parla dei 2 giovani accusati di averli aggrediti, Ion, che conosce da tempo il romeno. Uno l'ho visto spesso, veniva da quella ragazza perché il suo, non so, marito, fidanzato, non so cos'è. Uno sempre lì, ma l'altro l'ho visto la prima volta. Non abbiamo mai litigato e niente, neanche buongiorno, niente, perché non li conosco così di persona. Solo a vista. Il 24enne non sa spiegarsi la loro furia, nega che siano stati lui e i suoi amici a provocarli, men che meno ad aggredirli. Non so cosa dire, non è una roba normale questa. Ma secondo te potevano essere sotto l'effetto di qualche sostanza? Di droga? Non saprò dire io cosa avevo, perché se hanno fatto queste robe ovviamente non è una roba normale, perché uno normale non farà queste robe. La cerimonia religiosa che pianificava con la moglie Diana, già sposata con rito civile, è rimandata chissà quando. Troppo sangue, troppo dolore. Quando ieri i suoi genitori gli hanno detto che Igor non c'è più, ha avuto un malore. Lui era il mio amico. Non mi dispiace per lui. Intanto in carcere a Treviso nel primo pomeriggio l'interrogatorio dei 2 fermati che davanti al giudice si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Sono rimasti in silenzio davanti al GIP Bruno Casciarri, Florian Stingaciu e Rubin Xica, il romeno di 26 anni e l'albanese di 28, fermati dopo i fatti di Villorba. Il primo è accusato dell'omicidio di Igor Ojovanu e di tentato omicidio in concorso, mentre a carico del secondo è stato formulato solo quest'ultimo capo d'accusa. Si sono avvalsi perché le accuse sono gravi, noi abbiamo necessità di capire bene anche le carte che ci vengono, che ci sono state consegnate. Sicuramente noi siamo dell'opinione di dover rendere delle dichiarazioni, quindi non è un modo per non affrontare, diciamo, la situazione, però lo vogliamo fare quando siamo in grado di difenderci in maniera corretta. All'avvocato hanno ribadito di essere stati aggrediti dal gruppo di moldavi e negato di essere scesi di casa con i coltelli. Da dove le lame siano spuntate rimane, secondo la difesa, da appurare. Certamente dalla lettura delle carte l'unica cosa che posso dire è che mi sembra innegabile che ci sia stata una rissa. Ecco, la rissa di per sé ha dei contenuti, diciamo, molto specifici, quindi questo credo che avrà anche il suo peso. Una rissa in cui ognuno avrebbe fatto la sua parte, sottintende l'avvocato, che ha chiesto al giudice gli arresti domiciliari per l'albanese regolarmente residente nella Marca, sposato e con un lavoro da operaio. Entrambi risultano incensurati, mentre dalle carte emerge che proprio la vittima aveva invece precedenti di polizia per rissa. A ora il GIP deciderà se convalidare il fermo dei due giovani. Sono veramente provati dalla vicenda e mi dispiace anche che vengano descritti comunque come dei soggetti di un'elevata pericolosità sociale, adesso nel senso che dalle carte non mi risulta comunque che abbiano nessuno dei due dei precedenti, nessuno dei due delle vicende analoghe. Importante per la difesa sarà ora effettuare non tanto l'autopsia sul corpo del ventenne morto, ma una verifica sulle ferite riportate dagli altri soggetti coinvolti, a cominciare da Stingaciu, che dietro al collo presenta dei tagli profondi. E proprio poche ore fa il GIP ha confermato il fermo, ha convalidato il fermo dei due giovani che restano così in carcere. Adesso parliamo di autonomia perché come sapete a ottobre e secondo i piani del governo e di quanto annunciato nemmeno molto tempo fa dal Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, ottobre dovrebbe essere il mese cruciale per arrivare alla firma sull'autonomia, entro almeno il 22 ottobre, data simbolica del referendum dei Veneti. Oggi allora è tornato a parlare di questo il governatore Luca Zaia dicendo: quando ci chiamano siamo pronti a firmare. L'autonomia, ha spiegato oggi, è ormai endemica nella regione, nel senso che i veneti mangiano pane e autonomia, per cui non è un caso che il Veneto sia stato propulsore di questo percorso che è quello del referendum, che è quello appunto un percorso che ci ha permesso di interloquire con il Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia Erika Stefani e quindi con il governo. Siamo pronti, ribadisce Zaia, a firmare. Per quanto riguarda le carte sulle 23 materie abbiamo messo i punti su tutti quelli in cui era possibile scrivere, quindi vedremo se davvero ottobre sarà il mese cruciale. Intanto con il governo rimane l'alta tensione da parte degli industriali, una manovra che non piace evidentemente agli industriali e lo ha ribadito anche il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinesi, che era ospite ieri sera, tra gli ospiti ieri sera di Ring. Sentite le sue parole. Ma qui il grande problema è che non c'è un centesimo di euro sugli investimenti. Qui il deficit si fa sulla spesa corrente, non c'è un centesimo di euro sull'investimento. Allora bisogna spiegare ai nostri figli che qualcuno in generale decide di guadagnare 1.000 euro e di spenderne 1.100 non perché si compra una casa, non perché sta facendo un investimento, ma li spende da conto economico. C'è un governo. Ci piacerebbe avere delle proposte, ma non degli spot pubblicitari, perché anche questa manovra è tutta da vedere. Sino all'altro ieri sembrava che fossimo all'1,6%, adesso siamo arrivati al 2,4%, bisogna vedere in questo documento di programmazione finanziaria quelle che effettivamente sono le misure. Se non lo capiamo diventa soltanto un litigio, e il litigio certo non fa bene né al Paese né ai cittadini, perché questa litigiosità mi preoccupa tanto. Non da imprenditori. Chi litiga? Tutti, litighiamo tutti, tutti.
Tutti. Boccia esprime un'opinione e dall'altra parte Calenda risponde dicendo che il Confindustria è leghista. Di Maio con Confindustria non vuole parlare. Nel momento in cui si dice qualcosa a favore o contro qualcuno, automaticamente o sei per o sei contro, è un paese che secondo me sta rivoltando completamente il senso civico e il senso di appartenenza che tutti noi dobbiamo avere. Torniamo alla cronaca adesso, torniamo a Padova che vive l'incubo delle spaccate ormai da 2 mesi, 30 colpi in 2 mesi, l'ultimo la scorsa notte, nel mirino è finito direttamente stavolta il presidente di Ascom. Sì, è toccato a me e posso dire, ormai l'ho provata, che è qualcosa di devastante. La 30ª spaccata a Padova in poco più di 2 mesi, la 136esima dall'inizio dell'anno, è toccata a lui, Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom cittadina, che assieme agli altri rappresentanti di categoria siede proprio a quel tavolo d'emergenza aperto con comune e forze dell'ordine per fronteggiare un assalto di dimensioni sempre maggiori ai bar e ai negozi di Padova. I ladri però sono arrivati anche qui, in via Zabarella, al bar di cui è coproprietario con la figlia Valentina. Però proprio ieri con mio papà si stava pensando di prendere dei provvedimenti con dei sistemi d'allarme o delle telecamere, insomma un po' più evolute per far fronte a queste spaccate. Le modalità della spaccata sono straordinariamente simili a quelle che vi abbiamo già raccontato, ad esempio in via San Prosdocimo, con una sportazione decisa ma quasi chirurgica del vetro antisfondamento, così come stridente e anche questa volta il contrasto tra l'abilità dell'azione e la modestia della refurtiva. Portato via il fondo cassa, poche centinaia di euro, e hanno più che altro creato dei disagi a livello che hanno rotto dei vetri anche dentro, si vede con il piede di porco e proprio della vetrina del banco. E poi cosa hanno portato via delle bottiglie, hanno pure mangiato perché hanno fatto colazione visto che c'erano. Hanno fatto colazione anche perché questa volta il colpo è avvenuto la mattina presto, quando alle 5:30 il netturbino ha effettuato le pulizie sotto al portico. Il locale era ancora inviolato, senza quei danni che sono in via di quantificazione ma si annunciano sull'ordine delle migliaia di euro. Il comune ha deciso di stanziare 200.000 euro per aiutare negozi e locali ad attrezzarsi con allarmi e sistemi di videosorveglianza. Io mi auguro che si faccia subito qualcosa. Ho sentito anche il sindaco, ho sentito il presidente della Camera di Commercio, anche il colonnello di Porace, ma tutte le forze dell'ordine. C'è volontà di catturare questo delinquente, perché è un delinquente, questo non è un ladro, è un delinquente. Un 42enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Padova per estorsione aggravata e per aver minacciato un operaio di bruciarlo vivo se non gli avesse saldato un debito di droga. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato a Ponte Longo dai militari di Casal Serugo, ai quali l'operaio, un 35enne padovano, si era rivolto terrorizzato, raccontando di essere vittima di pressanti richieste di denaro da parte dello spacciatore dal quale era solito rifornirsi di cocaina che pagava 100 euro al grammo. Nell'ultimo periodo però l'uomo non era riuscito a rispettare i pagamenti, accumulando un debito di 3.400 euro, così il pusher aveva iniziato una martellante azione di minaccia che l'ha spinto, come abbiamo visto, a rivolgersi ai carabinieri. E adesso, sempre da Padova, perché si è aperto un nuovo processo al 38enne albanese accusato di essere l'autista della famigerata Audi gialla che seminò, lo ricorderete, il panico a nord-est. È conosciuto come l'autista di quell'Audi gialla che ha seminato il panico per mezzo nord-est, diventando un caso di livello nazionale. Vasir Rama, albanese di 38 anni, è sul banco degli imputati davanti ai giudici del tribunale collegiale. I fatti contestati risalgono al gennaio del 2016, quando, secondo l'impianto accusatorio, assieme a 2 complici venne messo a segno un colpo in una villetta di Torreglia, quindi ad Abano Terme, dove erano stati sorpresi dai carabinieri durante un tentativo di furto e si erano coperti la fuga esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco. Poco dopo il trio torna in azione in provincia di Vicenza con dei furti in abitazioni di Romano De Zelino e di Cassola, ma è nei giorni seguenti che l'Audi gialla, rubata dal parcheggio dell'aeroporto di Milano Malpensa e spinta da un motore da 500 cavalli, diventa definitivamente un caso nazionale. Le segnalazioni e le intercettazioni si susseguono da Trieste, dove nonostante i colpi sparati in aria dalla polizia sfugge di nuovo, fino a Vicenza. Fughe spericolate ad altissima velocità, come sul passante di Mestre imboccato contromano per
25 km, provocando un tamponamento nel quale perde la vita una 58enne russa. Infine l'incendio dell'auto tra i comuni di Onè di Fonte ed Asolo nel Trevigiano, quando evidentemente il trio si sentiva braccato dalle forze dell'ordine. Arrestato in Grecia nel settembre 2016, Vasil Rame era stato già condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere nel giugno del 2017. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta con il TG del Veneto, ripartiamo dalla cronaca e la cronaca ci riporta nel Padovano. Ad Abano Terme, alla paura per 153 ospiti di un albergo fatti evacuare la scorsa notte. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte da uno spogliatoio dell'albergo. A prendere fuoco, come sarà poi appurato dai vigili del fuoco, era stato un asciugacapelli. Il fumo ha immediatamente fatto scattare l'allarme antincendio, svegliando di soprassalto tutti i 153 ospiti e il personale dell'Hotel Helvetia. Erano circa le 4 del mattino quando in via Marzia, ad Abano Terme, è arrivato un contingente di 4 automezzi e 14 operatori coadiuvati da un funzionario dei vigili del fuoco di Padova. I pompieri hanno aiutato i turisti, tra cui molti anziani, ad uscire dall'albergo, mentre altri operatori mettevano in sicurezza l'elettrodomestico, che oramai si era consumato e spento da solo. Dopo una verifica accurata di tutti i locali e non rilevando più alcun pericolo, i turisti ospiti della struttura sono stati fatti rientrare nelle proprie stanze. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. Lasciamo la cronaca e torniamo a parlare del sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, e della sua nuova provocazione riguardante il Veneto e il dialetto veneto. Sindaco e anche medico di base, Szumski ha annunciato attraverso i social network che scriverà le prescrizioni per i suoi 1500 assistiti in dialetto veneto Sinistra Piave. Lo ha precisato lo stesso Szumski, spiegando che la maggior parte dei pazienti comprende meglio la lingua madre e che comunque il nome del farmaco con il principio attivo sono correttamente formulati in italiano. Secondo il professionista, nonché sindaco, non esisterebbe alcuna norma che impone a un medico di annotare le proprie indicazioni in lingua italiana e che l'unico obbligo è quello di farsi capire correttamente dal paziente, un caso che è finito e sarà affrontato nel prossimo Consiglio dell'Ordine dei Medici di Treviso. Ed ora parliamo di una categoria speciale da noi sempre molto amata, quella dei nonni. Oggi, 2 ottobre, è la festa dei nonni. Allora abbiamo sentito, raccolto le voci di questi angeli custodi con i capelli bianchi. Martedì 2 ottobre, festa dei... Non lo so. Nonni. Ah, bene, è la mia festa allora. La festa dei nonni giunta in Italia soltanto nel 2005 con la legge 159. L'obiettivo? Celebrare l'importanza del ruolo dei nonni nelle famiglie e nella società. Festa datata 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi. Regali non ne voglio assolutamente, sono contenta così. Mi basta avere il mio nipotino, giocare assieme e sono contenta, siamo contenti tutti e due così. Fra poco andiamo a prenderlo a scuola, che è il primo anno. Che le mie figlie siano felici, che i miei nipoti siano felici e ci basta così, perché già non aver malattia è già una bellissima cosa. I nonni cosa servono? Qua una volta ogni tanto vengono a trovarli, ma non è che sia, capisce? Mi sento nonno, sì, li vedo, ho piacere di vederli. La paghetta gliela si dà ogni tanto? Gliela do quando vengono, sempre gli do la paghetta. E anche bella paghetta. Come l'aiuta il nipote, il nonno? Andiamo a passeggio assieme, parliamo assieme, facciamo i compiti assieme, un po' di tutto. Quanti anni ha suo nipote? 3 mesi, è piccolo ancora. Ecco, quale forza le dà questo bambino di 3 anni? Purtroppo non posso fare niente perché sono in pedia, ma vedo, mi sento bene, basta che lo veda. Quello che tiene insieme la famiglia, i nonni per me. Cosa vuoi dire a loro, ai nonni? Purtroppo ai miei nonni non posso più dire niente. I nonni d'Italia comunque, i nonni del Veneto. Tenete duro. Che forza le danno i suoi nipoti? Ah, grandissima, grandissima, perché prima si vive per i fiori e dopo per i nipoti. Ciao Tommaso, magari. Che cos'è? Ciao Rossana, ciao a tutti. Ciao. Saluto da nonno, come si chiama lei? Gianni. Siamo in chiusura, l'appuntamento con la programmazione, una puntata di 20 e 10 da non perdere questa sera dopo il telegiornale di Treviso, perché ospite in studio di Ferdinando Varino è Giampaolo Manca, ex
esponente di spicco della Mala del Brenta, che racconterà il suo percorso di redenzione, che ha raccontato anche in un libro chiamato All'inferno e ritorno. Quindi una puntata da non perdere con questo ex esponente della Mala del Brenta. E poi il grande calcio che ritorna in prima serata su Antenna 3, torna infatti la Champions League e torna quindi anche il grande calcio su Antenna 3, con cui studia Voi Stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva. Dopo 20:10, dopo l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. Dunque, appuntamento da non perdere subito dopo l'edizione flash del TG del Veneto, in prima serata con Qui Studio a Voi Stadio. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 3 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato un po' ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti. Temperature minime tra 4 e 9 gradi. Valori massimi in lieve aumento compresi tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il sole ovunque, sarà asciutto e senza piogge degne di nota e il cielo si presenterà sereno al massimo poco nuvoloso con innocui addensamenti sulle aree costiere. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Alta pressione a garanzia del bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia degli acquazzoni pomeridiani sulle aree montuose di confine. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.